buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli del nostro giornale. Rimpasto a sorpresa alla regione siciliana, il presidente Schifani nomina nel pomeriggio 3 nuovi assessori coprendo le 2 poltrone vacanti e sostituendo la guida della sanità. Torna in giunta la Democrazia Cristiana. La Commissione Bilancio del Senato boccia la proroga delle concessioni balneari nelle regioni colpite dal ciclone Harry su proposta della Lega. Per il MEF non ci sono le coperture, protestano le imprese del settore, scelta incomprensibile. Rubargli il bancomat per sottrargli denaro. Sarebbe questo il movente dell'assassinio di Giuseppe Florio, il pensionato ucciso a martellate a Taormina e abbandonato a Castiglione di Sicilia. Fermati una coppia e una donna incastrati dai video. Ad Avola, nel Siracusano, arrestate 2 persone che avevano fatto esplodere la saracinesca di un locale coinvolgendo anche le auto parcheggiate. Abbiamo bisogno di tranquillità, al TG Sicilia parla il titolare del ristorante di Sferracavallo preso a colpi di Kalashnikov. Intanto il prefetto Mariani ha deciso di rafforzare prevenzione e sorveglianza nella borgata marinara alle porte di Palermo, dove in alcune zone mancano le telecamere. A Borgo Santa Rita, nel Nisseno, ha vinto Padre Carvello. Il comune rifarà il manto della strada che porta alla frazione dopo che il parroco si era messo a rattoppare le buche che rendevano la via inagibile. Grande spettacolo al Massimino per la 18ª edizione di Un Gol per la Solidarietà. In campo volti noti della TV, giornalisti, sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Il ricavato sarà devoluto alla comunità di Niscemi. Infine il calcio, in Serie C il Catania torna a faticare. Da oggi la squadra di Toscano prepara gli spareggi per la promozione in Serie B. Allenamenti in sede sino al 4 maggio, poi il ritiro a Veronello. Apriamo con la politica siciliana, questa edizione della sera del nostro telegiornale, perché c'è stato il rimpasto a sorpresa e con sorpresa possiamo dire appunto alla regione. Il presidente Schifani ha nominato 3 assessori coprendo le 2 poltrone vacanti e sostituendo la guida della sanità. Torna in giunta la DC, ma sentiamo meglio Manlio Viola. Alla fine il rimpasto che sembrava rinviato alla prossima settimana è arrivato proprio quando l'attenzione sembrava ormai essere calata alla regione. Il presidente Renato Schifani ha nominato 3 nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d'Orléans. Ma i posti liberi in giunta erano soltanto 2. Per far spazio esce di scena l'assessore tecnico in quota Forza Italia Daniela Faraoni. Entrano in giunta Nuccia Albano in quota DC e torna a occupare il posto all'assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro che già ricopriva fino allo scorso novembre. In quota MPA entra Elisa Ingala, commercialista, già assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo. Guiderà l'assessorato alla funzione pubblica e alle autonomie locali. Si coprono così le 2 poltrone vacanti, ma la sorpresa riguarda l'uscita di scena di Daniela Faraoni, assessore tecnico alla sanità, sostituita dall'ex coordinatore regionale di Forza Italia, da poco a sua volta sostituito dal commissario Nino Minardo. Si tratta di Marcello Caruso, già assessore comunale e provinciale a Palermo, presidente di rimunicipalizzata come Lamia e amministratore unico della SAS, uomo di Schifani che va a fare proprio l'assessore alla salute. Che il rimpasto fosse addirittura d'arrivo si era appreso nel primo pomeriggio, ma i nomi che circolavano erano tutti errati, ad eccezione del ritorno di Nuccia Albano. I neoassessori giureranno all'ARS nella prossima seduta utile. La Commissione Bilancio del Senato ha bocciato la proroga delle concessioni balneari nelle regioni colpite dal ciclone Harry. Per il MEF non ci sarebbero le coperture. Protestano naturalmente le imprese del settore che parlano di scelta incomprensibile. Eva Spampinato. Niente proroga alle concessioni balneari nelle aree colpite dal ciclone Harry. La Commissione Bilancio del Senato boccia l'emendamento della Lega al cosiddetto decreto Ponte, che prevedeva di dare maggior tempo ai balneari a cui sta per scadere la concessione demaniale e in particolare a quei gestori di strutture devastate dalla forza di Harry. La proposta, esaminata oggi, aveva già ricevuto il parere contrario del Ministero dell'Economia, decisivo per lo stop in Commissione. La misura puntava a sostenere
mantenere gli stabilimenti danneggiati dagli eventi estremi, come il ciclone Harry per appunto, ma non ha superato il vaglio tecnico-contabile. Dura la reazione del sindacato italiano balneari. Un'altra occasione persa per fare la cosa giusta. Purtroppo non è stata premiata la categoria che ha messo tanto ma tanto impegno per fare in modo che la stagione balneare avesse luogo, ricostruendo le aziende con tutto l'impegno che da decenni i balneari mettono nel proprio lavoro. Il presidente Antonio Capacchione parla di uno stop incomprensibile e immotivato, sostenendo che la proroga non avrebbe richiesto coperture economiche, anzi avrebbe garantito nuove entrate attraverso i canoni. Speriamo che, come del resto ha fatto la Regione Sicilia in questi mesi, il resto della politica e il governo nazionale sappia fare la scelta giusta e dare le garanzie ad una categoria come quella dei balneari, che è realmente un fiore all'occhiello del turismo italiano. E adesso a Mondello, in attesa dell'udienza del 14 maggio del Consiglio di Giustizia amministrativa sulla concessione della spiaggia, il Comune di Palermo si porta avanti e presenta il piano degli interventi straordinari per garantire i servizi essenziali ai bagnanti. Marco Gulla. Una telenovela che non è ancora arrivata ai titoli di coda. La gestione della spiaggia di Mondello è ancora ferma in un limbo dopo la decisione del presidente del CGA che ha sospeso la revoca della concessione alla italo-belga con udienza definitiva fissata al 14 maggio. La regione ha sospeso i bandi per l'assegnazione dei lotti. Su Mondello è caos giuridico, i tempi sono sempre più stretti ed è fondamentale garantire quantomeno i servizi essenziali per cittadini e turisti. Questa mattina il Comune di Palermo ha infatti presentato il piano straordinario degli interventi per Mondello, che vanno dalla pulizia e manutenzione del litorale ai servizi di pattugliamento, più telecamere di videosorveglianza e servizi per i bagnanti. Noi, come è noto, siamo soggetto giuridicamente estraneo a tutta questa querelle, però il Comune ha delle responsabilità che sono quelle di assicurare pulizia, ordine, sicurezza e vigilanza. Quello dell'Avvocatura dello Stato, ha detto il governatore Schifani, è stato un intervento irrituale. Sulla decisione definitiva prevista per il giorno 14, il sindaco La Galla però non vuole sbilanciarsi. Le sensazioni o i retropensieri non appartengono alla mia cultura e quindi non voglio vedere e sicuramente non vi sarà un conflitto istituzionale all'interno di questo provvedimento. E adesso la cronaca, torniamo a parlare dell'omicidio di Giuseppe Florio. Prelievi dal conto con il bancomat che gli era stato sottratto, e questa l'ipotesi degli investigatori sulla movente appunto dell'assassinio del pensionato che è stato ucciso a martellate a Taormina e poi abbandonato nel catanese. Fermate per omicidio e occultamento di cadavere una coppia e anche una donna, riprese dai video. Sentiamo Lorena Dolci e Adelaide Barbagallo. Aveva scoperto degli ammanchi sul suo conto, ingenti somme prelevate con il suo bancomat che non trovava da alcune settimane. Per questo Giuseppe Florio, 66 anni, era andato a chiedere conto e ragione di quei prelievi sospetti a quel trio che frequentava assiduamente. 2 donne e un uomo che abitavano a pochi passi da lui a Trappitello, frazione di Taormina. Il chiarimento è diventato lite, quindi aggressione feroce. L'uomo è stato colpito con questo martello e poi gli assassini hanno infierito a coltellate. Qui inizia il film ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Ignari dell'occhio che li stava riprendendo, i 3 organizzano il trasporto del cadavere. Avvolto in un sacco e in una trapunta, si vede mentre di notte lo caricano sulla sua stessa auto, una Fiat Panda, e poi lo abbandonano nelle campagne di Castiglione di Sicilia. L'auto viene data alle fiamme. Tutti i tentativi per depistare le indagini che invece in 48 ore li hanno inchiodati. Giuseppa Carmela Branchino, 50 anni, e il compagno Gaetano Urfalino, di 39 anni, pregiudicato, originario di Palagonia. Sono stati fermati con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere. Un'altra donna, originaria di Sesto San Giovanni e ospite della coppia, è in stato di fermo per il solo occultamento del cadavere.
Florio era vedovo e descritto da tutti come una persona tranquilla. Dopo anni di lavoro in albergo era andato in pensione e si occupava soprattutto dell'anziana madre. Gli investigatori hanno scoperto che frequentava abitualmente quella casa di Trappitello, dove probabilmente cercava compagnia. Ad Avola, nel siracusano, la polizia ha chiuso il cerchio attorno a un grave atto di tentata estorsione nei confronti di un noto esercizio commerciale del centro cittadino. Sono state arrestate 2 persone che avevano fatto esplodere la saracinesca del locale, coinvolgendo le auto parcheggiate. Simona Mazzone. È il 1° febbraio di quest'anno, siamo nel centro cittadino di Avola, in via Cappellini. Prima un movimento sospetto nella notte, poi l'esplosione. La saracinesca di un noto negozio di elettrodomestici va in frantumi. Per quell'atto intimidatorio oggi 2 persone, mandante ed esecutore, sono state arrestate e poste ai domiciliari. Si tratta di 2 uomini del posto di 49 e 44 anni accusati di tentata estorsione per mezzo di un ordigno esplosivo. I 2 sono ritenuti responsabili di questa deflagrazione causata da un ordigno posizionato davanti alla saracinesca del negozio, che ha danneggiato anche la porta d'ingresso e numerosi elettrodomestici all'interno dell'attività commerciale. L'esplosione ha anche coinvolto 3 autovetture in sosta e i vetri delle finestre delle case accanto. I poliziotti del commissariato locale, coordinati dalla procura di Siracusa, attraverso un'attenta analisi delle telecamere di videosorveglianza cittadine, hanno appurato che a lasciare l'ordigno era stato un uomo a bordo di uno scooter. Ma sono anche riusciti a ricostruire il tragitto percorso dal Centauro e a individuare anche un secondo uomo, il mandante, che ha dato l'incarico di posizionare e innescare l'ordigno. Secondo la polizia, l'uomo avrebbe offerto all'autore materiale dell'esplosione diverse quantità di droga per sdebitarsi. Per questo al 49enne è contestato anche lo spaccio di stupefacenti. All'origine del gesto potrebbe esserci un credito per lavori edilizi effettuati in passato e vantato dal mandante nei confronti dei titolari del negozio. Più presidi e controlli a Sferracavallo dopo che il prefetto di Palermo ha deciso di rafforzare prevenzione e sorveglianza nella borgata marinara alle porte del capoluogo. Il titolare del ristorante, che è stato colpito con dei colpi di Kalashnikov, parla al nostro telegiornale: abbiamo bisogno di tranquillità. Lo sentiamo. Più presidi, più controlli e comprensorio monitorato soprattutto nelle ore serali e notturne è quanto emerso dalla riunione di coordinamento in prefettura a Palermo dopo i recenti episodi criminosi verificatisi a Sferracavallo. Questa mattina siamo tornati nella borgata marinara alle porte di Palermo. Incontriamo nuovamente il titolare del ristorante Il Brigantino, preso di mira nella notte tra il 24 e 25 aprile con colpi di Kalashnikov. Come io sto cambiando le mie vetrate, stiamo ripartendo con il lavoro. Adesso il compito delle autorità è questo, garantire ancora maggior sicurezza. Molti residenti ma anche commercianti hanno paura, non solo perché mancano i presidi, mancano i controlli, ma mancano anche le telecamere di videosorveglianza. Ci sono delle zone scoperte, secondo me sì. Piano piano deve essere questo da monito a tutta la borgata. La sera poi ci sono molte persone, diciamo, che vengono a creare dei disagi. Purtroppo siamo un po' abbandonati. Ti ricordi che noi qua prima avevamo la caserma dei carabinieri, avevamo la caserma della finanza, oggi non abbiamo più nulla, siamo abbandonati a se stessi. Una borgata marinara che d'estate arrivano parecchi turisti, oltre ai fatti che sono successi, che sono fatti gravissimi. Abbiamo bisogno di più controlli. Se non facciamo questo diamo un messaggio che comunque le famiglie per bene a Sferracavallo possono avere anche un po' di paura. Invece no, Sferracavallo è un quartiere tranquillo, è un quartiere di onesti lavoratori, è un quartiere con brava e bella gente, quindi ci meritiamo soltanto un po' più di tranquillità. A Trapani, dopo il funerale blindato di Bernardo Pace, restano inesplorati molti dei segreti che custodiva. Legato a Matteo Messina Denaro, collaboratore di giustizia che al processo Idra aveva rivelato il consorzio di mafia di Milano, è stato trovato impiccato nel carcere di Torino, un suicidio che ha sollevato molti dubbi. Laura Spanò.
Il silenzio sulla morte del collaboratore di giustizia Bernardo Pace, i cui funerali si sono svolti a Trapani in un cimitero blindato con pochi intimi e una discrezione che assomiglia all'oblio, continua a fare rumore. I pubblici ministeri piemontesi Roberto Sparagna e Laura Longo, titolari del fascicolo, mantengono il massimo riservo su una inchiesta che resta delicatissima. A oltre un mese dalla morte, le circostanze del decesso continuano a sollevare interrogativi pesanti, perché Pace non era un detenuto qualsiasi, ma uomo vicino a Cosa Nostra, con legami diretti con l'entourage del superboss Matteo Messina Denaro, ed aveva deciso di collaborare con la giustizia. Era pronto a parlare dei legami tra organizzazioni mafiose e politica. I magistrati della DDA di Milano, che lo avevano interrogato 2 volte nell'ambito del processo Idra, gli avevano chiesto i rapporti con amministratori locali, politici e referenti istituzionali. Pace stava entrando nel cuore del sistema, raccontando un meccanismo in cui la mafia non si limita a infiltrarsi nello Stato, ma ne diventa parte strutturale. Pace era malato, debilitato da un tumore e dalla chemio. Negli ultimi tempi, il racconto, non viveva nella paura. Assieme a Domenico e Michele Pace, i suoi figli, faceva parte del mandamento della provincia di Trapani, con al vertice Paolo Aurelio Errante Parrino, cugino di Matteo Messina Denaro. Uno dei summit tra i 21 censiti nel corso delle indagini dei carabinieri avvenne a Campobello di Mazzara, all'interno del bar San Vito, a 100 metri dal covo di Messina Denaro. Resta aperta per istigazione al suicidio l'inchiesta della Procura di Torino appunto sul caso di Bernardo Pace, il detenuto di 62 anni trovato appunto senza vita lo scorso 16 marzo nel carcere torinese delle Vallette. Continuiamo a parlare di mafia, l'allarme della CGIL, la mafia è tornata alla violenza. Assemblea nazionale del sindacato contro Cosa Nostra e corruzione nell'aula bunker del carcere del Luciardone di Palermo. Vediamo. Un'assemblea che chiama a raccolta le associazioni contro ogni forma di mafia e corruzione. Ad organizzarla per il 3° anno consecutivo è la CGIL di Palermo, che denuncia come il fenomeno mafioso sia tornato ormai più forte di prima nella disattenzione generale e si incroci con fenomeni anche di piccola e media corruzione. Come CGIL proviamo anche quest'anno a fare un focus sulle cose che abbiamo fatto, ma anche sulle cose che bisognerà fare soprattutto nel prossimo futuro, e soprattutto da chiedere anche a chi governa questo Paese, ma anche alle istituzioni europee, come affinare, naturalmente migliorare, aggiornare anche in termini di legislazione il tema della lotta alla mafia. La scelta della data non è casuale, ricorre infatti domani l'anniversario dell'uccisione di Pio La Torre, autore della più grande riforma italiana che ha cambiato la lotta alla mafia, dandole un impulso fondamentale. Secondo il presidente della Commissione regionale antimafia, oggi si assiste a un ritorno proprio dei metodi mafiosi. Oggi assistiamo ad una ripresa di un'attività violenta. Gli episodi di Sferacavallo testimoniano che la mafia torna a definirsi, a farsi riconoscere nel territorio attraverso l'uso delle armi, anche armi potenti, armi da guerra, e se questo succede è perché pensano di poter tornare a quell'epoca in cui dominavano incontrastati nei nostri quartieri. Domani, nel giorno del 44° anniversario, Pio La Torre sarà ricordato anche con la deposizione di una corona di fiori davanti alla lapide posta nel luogo del delitto. Un oltraggio alla storia. Incivili deturpano anche i resti di Torre del Vescovo a Catania, l'antica fortezza medievale ridotta ad una discarica a cielo aperto sotto lo sguardo attonito dei turisti. Ci racconta tutto Tonino De Mano. Un monumento al degrado e all'incuria, altro che fortezza medievale, altro che attrazione turistica. Torre del Vescovo, l'unica cosa che attrae sono gli incivili, pronti a scaricare di tutto davanti a quel che resta delle antiche mura poste a difesa della città. Una discarica nel cuore di Catania, in un itinerario turistico che a questo punto dovrebbe essere rivisto per evitare di mostrare simili cartoline. In bella mostra, davanti all'inferriata arrugginita, si notano grosse lastre di vetro, bidoncini, rifiuti di ogni genere e persino un lavandino distrutto. Io sono della Galizia, di una parte della Spagna, e la verità è che mi dispiace vedere così sporco questo monumento. Sollecito e invito il comune a, prendere posizione e comunque riuscire a salvaguardare questi luoghi che abbiamo. Cosa pensano di Catania quando tornano in patria? No, vedendo questa sporcizia si fanno un resoconto. Però che resoconto si fanno?
della sporcizia che c'è. Però io penso una cosa, che anche loro a volte lasciano delle bottiglie, delle cose in giro. Quindi non è solo colpa dei catanesi? No, anche di loro, anche di loro. Ma il lavandino non ce l'ha messo il turista lì? No, penso di no. No. Storia oltraggiata, memoria dimenticata in una zona altrettanto dimenticata, con la piazzetta trasformata in una giungla dove il verde è soltanto quello incolto di una vegetazione più che spontanea. E adesso torniamo a Borgo Santa Rita, alle porte di Caltanissetta, dove alla fine ha vinto il parroco. Il comune infatti ha deciso di rifare il manto della strada che porta alla frazione dopo che padre Carvello si era messo personalmente a rattoppare le buche che rendevano la via inagibile. Rita Cinardi. Aveva iniziato da solo a tappare le buche di una strada diventata impraticabile. Oggi invece al Borgo Santa Rita sono arrivati gli operai del comune per riparare il manto stradale lungo la via che conduce al piccolo insediamento alle porte di Caltanissetta, una strada fondamentale per i pochi residenti ma anche per i tanti fedeli che ogni settimana raggiungono il borgo. Il parroco, padre Carmelo Carvello, nei giorni scorsi aveva deciso di intervenire personalmente per garantire condizioni minime di sicurezza, raccogliendo le difficoltà di chi ogni giorno percorre quell'arteria tra buche e disagi. Un gesto che ha acceso i riflettori sulla vicenda e che adesso sembra aver portato un risultato concreto. Devo esprimere la mia gratitudine all'amministrazione comunale di Caltanissetta. Era doverosa, era il loro dovere, però hanno superato delle difficoltà notevoli e comunque la cosa importante è che siamo chiusi a questa soluzione bella. La mia gratitudine personale anche alla vicinanza paterna del vescovo Signor Mario Cristotto, che mi ha nominato il rettore della chiesa di Santa Rita. Un intervento che arriva in un momento cruciale. Tra pochi giorni infatti il Borgo Santa Rita si prepara alla festa di San Giuseppe Lavoratore, in programma il 1° maggio, appuntamento molto sentito che richiama centinaia se non migliaia di persone. Previsti momenti religiosi, rappresentazioni sacre e la tradizionale tavolata, simbolo di condivisione e comunità. Massimina in festa oggi per la 18ª edizione di un gol per la solidarietà. Sentiamo Desiree Ferlito. Una partita che vale più di 3 punti. A Catania torna protagonista con la 18ª edizione Un gol per la solidarietà, l'evento che ogni anno trasforma il calcio in uno spettacolo di cuore, emozione e partecipazione. Sul terreno di gioco una vera e propria squadra unita da un obiettivo comune, aiutare chi ha più bisogno. E quest'anno il messaggio è ancora più forte. I proventi saranno destinati alle comunità colpite dalla frana di Niscemi. Non abbassiamo la guardia e ci crediamo, vogliamo rialzarci. E laddove c'è qualcuno di noi in difficoltà, il fatto che vi sia un'altra comunità che intervenga a supporto, è chiaro che il beneficio è per la collettività intera. 18 volte che sono qui e per dare una mano. Tu lo sai, la cosa bella di questo evento è questa, quello che tutti quanti ci mettiamo a disposizione quest'anno più che mai per aiutare la Sicilia e per aiutare Niscemi. Accanto al gioco l'emozione di un organizzatore appassionato che sa che ogni gesto, ogni applauso può trasformarsi in un aiuto concreto. Dopo il Covid abbiamo fatto un grandissimo evento, lì abbiamo capito che i ragazzi, la città te lo chiede, quindi cercheremo di farlo nei prossimi anni col consenso e l'appoggio di tutti quelli che ci collaborano. Tra i protagonisti anche l'orgoglio sportivo italiano di chi ha portato il tricolore sul tetto del mondo. E mi auguro che oggi sia una giornata bellissima, perché quello che dà questa giornata è altrettanto bello. In rappresentanza del Catania c'era lui, il fantasista Emanuele Cicerelli. Sono fiero, orgoglioso di rappresentare i miei compagni, che sia una bellissima giornata per tutti. Entusiasta la madrina dell'evento, il volto noto di DAZN Eleonora Incardona. È veramente un'emozione incredibile vedere tutta la città riunita per questo evento meraviglioso e la possibilità di poter fare anche del bene. Niscemi, le immagini sono toccanti, poi io in alcuni posti ho anche suonato. E poi il ricordo commosso di Orazio Russo, a cui è stato dedicato un pensiero speciale, tra applausi e silenzi carichi di emozione. E adesso ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco per parlare di calcio, di campionato con il Catania che ha ripreso oggi la preparazione dopo qualche giorno di riposo. Catania che si prepara ai play-off. Vi aspetto tra poco.
Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso il calcio, la Serie C riprende oggi la preparazione della Catania dopo qualche giorno di pausa che è stato concesso dal tecnico toscano ai suoi giocatori. Allenamenti in sede sino al 4 maggio e poi il ritiro. Sentiamo Francesco Triolo. 20 giorni circa per costruire il Catania da play-off. Archiviata la stagione regolare, i rossazzurri adesso guardano avanti. Da oggi inizia un nuovo campionato, una nuova preparazione che parte in vista poi della prima partita domenica 17 maggio. Dopo qualche giorno di riposo, quindi, Mimmo Toscano ha ripreso contatto con i suoi giocatori, allenamenti in sede da oggi e sino al 4 maggio, poi il trasferimento per una settimana o forse anche di più in ritiro a Veronello. C'è tempo per immergersi nel clima dei playoff, ma neanche troppo. Questi 20 giorni serviranno per ritrovare condizione fisica e brillantezza, curando anche l'aspetto mentale che in partite secche con andata e ritorno conta e come. Testa, cuore, gambe, insomma, per affrontare il momento più importante della stagione. Toscana ha un obiettivo, intanto, quello di recuperare tutti i giocatori che non stanno in condizioni ottimali. Casasola, Corbari e Rolfini in particolare, visto che comunque gli altri stanno già meglio, perché con partite ravvicinate in pochi giorni avere tutti a disposizione può essere determinante. Durante il ritiro a Veronello non è nemmeno escluso che il Catania possa disputare qualche amichevole per mantenere il ritmo della partita. L'avversario che affronterà avrà giocato almeno una gara, avrà nelle gambe e nella testa già il clima playoff, quello a cui i rossazzurri dovranno subito adattarsi. Facciamo un'altra pausa breve e torniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Non ci sono altre notizie, ci fermiamo qui con questa edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.